Al Favalza di Terrasini il Marsala 1912 perde 2-1 contro la capolista Athletic Club Palermo che in superiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo è riuscita a conquistare l'intera posta in palio solo grazie ad un calcio di rigore concesso dal direttore di gara al 72esimo per un tocco di mani di Angileri dopo che la sfera era carambolata sul piede di Genesio. Dal dischetto di Gaudio con una perfetta trasformazione ha regalato i 3 punti alla propria squadra. Gli azzurri hanno onorato comunque al meglio il match, tenendo testa ad una delle corazzate accreditate per la vittoria finale, ed i ragazzi di Bruccoleri hanno nuovamente pagato a caro prezzo l'ennesimo errore su calcio piazzato. 4 le reti già incassate su azioni da fermo, 2 a Castellammare, 1 a Palermo ed 1 ad Oggi, la terza espulsione e il quarto rigore in 5 partite. Ma andiamo con ordine. I primi 10 minuti di gioco sono sostanzialmente equilibrati, da registrare al secondo minuto una buona trama dei locali con un attento Furnari e al quinto minuto un'azione potenzialmente pericolosa del Marsala neutralizzata dall'esperto Raimondi. Al 13esimo il vantaggio dei palermitani su uno schema da corner conquistato sugli sviluppi di un calcio di punizione che ha comunque scaturito le proteste degli azzurri. Ritenevano regolare l'intervento di Meo. Prezzabile è stato il più lesto ad avventarsi sulla sfera ed è insaccato di testa, anticipando anche Raimondi arrivato dalle retrovie. Al 20esimo l'Athletic reclama un rigore su una punizione di Capitan Valenca. Mangiaracina tocca con un gomito, ma il signor Eusebio Ciprian Kazzaku di Albenga ha ritenuto regolare l'intervento e ha lasciato giocare. Al 30esimo, servito da Troncoso, Pedalino lascia partire un tiro che si spegne alto sulla traversa. Un minuto dopo, bella azione dei locali che trovano spazio sull'out di destra con Di Gaudio, cross pericoloso di quest'ultima in aria, la difesa lilibetana allontana, il pallone però arriva ancora apprezzabile che lascia partire un bel tiro, bravissimo Furnari a dire di no. Al 32esimo Marsala vicinissimo al pareggio, contropiede straordinario di Mangiaracina che dopo aver fatto 30 metri palla al piede, vincendo un contrasto con il diretto marcatore, preferisce calciare dal limite invece di cercare l'assist per Pedalino che aveva seguito molto bene l'azione e ha trovato però sulla conclusione la deviazione di un attento Romano che mette in corner. Al 42esimo anche Trapani ci prova senza impensierire oltremodo il portiere avversario. Al 44esimo, al termine di un'azione corale, con Petrucci bravo a saltare l'uomo e a mettere nel mezzo, Mangiaracina si impossessa del pallone, lo difende, si incunia in area avversaria e viene strattornato da Raimondi. Non ha esitazioni l'arbitro che decreta il rigore. Dagli 11 metri si presenta lo stesso Mangiaracina che con un perfetto tiro insacca spiazzando il portiere e mandando la sua squadra a riposo sul risultato di parità. Nella ripresa la prima conclusione è azzurra con Martorana che si libera bene e prova a calciare dal limite ma viene chiuso prontamente. Al 48esimo minuto chiusura al cariopalma di Meo che ferma Mazzotta in scivolata rischiando anche il calcio di rigore. Al 55esimo l'episodio che ha cambiato la gara. Su un'incertezza difensiva di Meo e di Cinquemani, Di Gaudio ruba il tempo ad entrambi i giocatori, si impossessa della sfera, Meo lo strattona al limite per l'arbitro e fallo da ultimo uomo, rosso e punizione per i palermitani. Sugli sviluppi della stessa ci prova Prezzabile ma la conclusione termina alta sulla traversa. Nonostante l'inferiorità gli azzurri non si demoralizzano e rischiano davvero poco. Da registrare una conclusione dalla distanza che non impensierisce Furnari e un colpo di testa alto sulla traversa sugli sviluppi di un corner. Al 72esimo l'altro episodio a sfavore per il Marsala. Mazzotta difende palla, Genesio lo chiude portandolo verso l'esterno, colpo di tacco del numero 7 palermitano che carambola prima sul piede di Genesio e poi sulla mano di Angileri che era andato a raddoppiare. Anche questa volta il signor Kazzaku non ha dubbi e decreta il rigore. Dal dischetto non sbaglia Di Gaudio che trova l'incrocio dei pali insaccando alle spalle di Furnari che comunque aveva indovinato l'angolo. All'83esimo sul lungo lancio di Genesio, pasticcio difensivo dei palermitani, ma nessun giocatore azzurro è pronto ad approfittarne. Con il Marsala disperatamente in avanti alla ricerca del pari si aprono spazi per l'Athletic Club Palermo che all'84esimo va vicino al raddoppio. Bravo Mazzotta a trovare l'inserimento in aria, però sbaglia il tempo per coordinarsi e mettere in rete su un bel traversone arrivato dall'out di destra. Nel finale da registrare l'espulsione di Prezzabile per doppia munizione e una conclusione alta sulla traversa di Genesio sugli sviluppi di un calcio di punizione. Il Marsala esce sconfitto ma a testa alta dalla Favalza di Terrasini, anche se deve fare conti con alcuni problemi che vanno assolutamente risolti per ritrovare vittoria e punti importanti per la classifica.